Amici di Bella Sicilia, vi presento, questo è un prosciutto di capra messinese. E lo poggiamo in questo terrazzo, vista mare al tramonto. Vogliamo un po' approfondire questo prodotto? Spieghiamo un po' come viene preparato, quali sono le caratteristiche. E allora, tutta l'idea nasce di questo mio prodotto di capra in generale, soprattutto il salame, che è una tradizione che ci portiamo di famiglia. Perché all'epoca cosa si faceva? Quando si lavorava il maiale, per far sì che non rimanevano delle cose, dei ritagli di grasso, di carne, da non poter utilizzare, si cercava una carne magra per poterla poi riutilizzare. E per questa cosa la mia famiglia utilizzava la capra. Infatti è una cosa che mi porto proprio di vecchia data. Poi negli anni dal 2016 ho aperto un laboratorio aziendale che produco salumi. Inizialmente nasce come salumificio per il suino nero dei Nebrodi, però poi mi sono imbattuto in una, fra virgolette, avventura. Ho iniziato a fare questo salame e ho avuto un gran riscontro alla Fiera del Mediterraneo a Palermo nel 2018, nella quale sono partito così, un po' per prova, solo che cosa ho riscontrato? Che facevo fare la degustazione di questo prodotto e la gente, ovviamente per educazione, chiunque ti dice sì, buono, ottimo, però quando io vedevo che la gente si comprava un salamino così da 10 euro, capivo che realmente lo gustava. E infatti in quell'occasione ho avuto l'opportunità di vendere più salame di capra che non di suino. Quindi questa cosa mi ha incentivato e in questo incentivo ho iniziato ad approfondire. Infatti, se devo essere sincero, io non ero un allevatore di capre per la quale ho iniziato a comprare un gruppo di capre messinesi per iniziare a fare le prove. Sinceramente è un salame, un prodotto un po' particolare anche per la lavorazione, e ho impiegato del tempo ad affinarmi in questo prodotto. Questo invece è un filetto baciato, qui magari si vede di più, si nota di più. Questo è il filetto, questa è un'altra parte di filetto. Il filetto baciato viene composto con sempre l'impasto del salame e dentro si mettono i filettini di capra. Infatti questo è un lavoro che ho fatto più che altro per me, è una cosa fatta più nostrana, che è fatta nel budello naturale, proprio quello del maiale, quello in cui si faceva la soppressa una volta. Infatti se vedete anche la consistenza, il budello è proprio quello naturale del maiale, anche se uso in tutto e per tutto budelli naturali io per la lavorazione dei miei prodotti. Parliamo di questa serata, cosa deve uscire fuori da questa sera? Allora, in questa serata io ho invitato allevatori e anche sindaci, gente che potrebbero dare una spinta a questo prodotto, perché l'interesse mio non è farlo mio soltanto questo prodotto. A me interesserebbe la cosa, perché io ho sempre creduto scusate, nell'agricoltura, nel chilometro zero. A me interesserebbe fare che i miei colleghi, portare nel nostro territorio questa novità, affinché tutti noi potremmo valorizzare anche le capre, che sono il salame si fa con le capre a fine carriera, quindi anche per dare un valore economico. E infatti io a gennaio sono andato in Piemonte a fare un corso per la lavorazione di questo salame e c'era tanta gente che proprio mirava a questo, a dare valore per le capre di fine carriera. Però lì magari ti ritrovavi gente che aveva 1000 capi in stalla di capre camosciati, e quindi magari il numero in una stalla da 1000 capi sono minimo 100-120 capi all'anno di capi a fine carriera. Invece noi, ogni piccolo e singolo allevatore, se ci uniamo, anche se uno dice io ne ho 10, uno 20, uno 15,
possiamo intanto ugualmente fare numeri, anche perché la capra messinese, io ho scelto questa capra perché abbinata col suino nero dei Nebrodi, che sono due carni molto ma molto pregiate per il modo in cui vengono allevate e vengono cresciute, ma anche per dare valore che è una capra autoctona in via di estinzione e proprio raggruppa il nostro territorio, è una cosa diciamo che sento più nostra, perché di questo salame di capra si può fare con qualsiasi tipo di capra, però noi diamo quel valore con la nostra capra, cioè ha quel tocco in più. Il salame ce l'abbiamo, il salame di capra?